Calciomercato, il Napoli lo vuole da 2 anni. In estate potrebbe arrivare in prestito. Ciao Napolitanos, benvenuti sul Napoli News Channel, lascia un like sul video per rimanere sempre aggiornato sulle novità del nostro team del cuore. Andiamo ai video. Il giocatore in questione è sempre stato tifoso di De Laurentiis. Ha già giocato in Serie A e il processo evolutivo attraversato lo ha portato lontano fino a vestire la maglia dei Gunners in Inghilterra. L'Arsenal, club che credeva tanto nelle sue potenzialità, lo ha voluto e acquistato perché la squadra londinese potesse iniziare il progetto di ricostruire la credibilità della squadra dopo anni di grande colore. È sempre molto difficile avere a che fare con Mikel Arteta in panchina perché, essendo della scuola di Guardiola, è molto esigente e rigido. La profondità della squadra è necessaria per iniziare una traiettoria ad un certo livello e avere un ottimo gruppo di difensori può essere la chiave del successo. Proprio per questo, nonostante una prestazione non ottimale, Jakub Kiwior si è ritagliato uno spazio discreto nel tabellone dell'ex giocatore dell'Arsenal. L'ex difensore dello Spezia ha giocato 12 partite in questa stagione senza mai lasciare il segno. Arrivato durante il mercato invernale della scorsa stagione, potrebbe finalmente essere svincolato dal club inglese. Kiwior in prestito a giugno, il Napoli pensa all'operazione. Il club londinese, visto il rendimento del polacco e il ricco mercato di cui gode, ha deciso di approfittare della situazione decidendo di mettere il giocatore in prestito sul mercato. Nessuno finora, nemmeno in estate, ha richiesto il giocatore in una trattativa che prevedesse il trasferimento a titolo definitivo. Per questo il difensore, il cui prezzo si aggira intorno ai 25 milioni di euro, potrebbe diventare la soluzione ai problemi di Aurelio De Laurentiis. Con questa formula a disposizione, la dirigenza partenopea sarebbe pronta ad accogliere il giocatore e approvarlo, così da rinviare il discorso alla stagione successiva. Ditemi napoletani, è un bel rinforzo per il Napoli? Secondo me sì, è un bel nome per il Napoli. Ora voglio sapere la vostra opinione qui nei commenti. Lasciate il vostro mi piace e iscrivetevi al canale. Forza Napoli!